Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuori menù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Buonasera a tutti amici di Officina Mediterranea, eccoci alla nuova puntata, la numero 146 di Alma Culturas, con un ospite con noi, Noemi Pepe, dalla Sicilia, siciliana come me, che ci presenterà stasera il suo libro dal titolo Alla ricerca dell'arcobaleno. Un libro, come potete vedere dalla copertina, dà un significato molto toccante, molto delicato, perché andremo a parlare di diverse tematiche, soprattutto di maternità, paternità, genitorialità in genere, e poi anche di perdita di un bambino, di bambini, insomma dei temi molto ma molto delicati, e parleremo anche di PMA, che non è altro che la sigla di procreazione medicalmente assistita. Grazie Noemi per essere qui con noi e per condividere non solo questa tua lettura, questo tuo libro, che è frutto anche di tutta la tua esperienza, quindi una storia autobiografica sua e anche del marito, molto toccante e molto, diciamo, bella, ma anche il suo vissuto, che parlerà non solo a nome suo, ma sicuramente anche a nome di tante mamme, tanti papà che hanno vissuto la stessa esperienza. Grazie Noemi per esserci qui, per averci messo, tra virgolette, la faccia e per discutere con noi tutti, anche quelli che ci seguiranno, di queste tematiche. Allora, buonasera Angela, io intanto volevo ringraziarti per avermi offerto questo spazio. Sì, la ricerca dell'arcobaleno nasce proprio dalla mia esperienza, dalla nostra esperienza in prima persona. Ci siamo avvicinati noi alla PMA molto piccoli, a 18 anni, quindi 18 e 19 Poco anni. più che maggiorenni, diciamo, ecco. Esattamente, sì, esatto. Ci siamo accorti, diciamo, subito che c'era qualcosa che non andava.
E non è stato facile anche accettare questa cosa, perché giustamente oltre al percorso che c'è da fare si deve fare il conto con se stessi, no? Quindi non è stato semplice, però abbiamo intrapreso, ringraziando a Dio, comunque sia, c'è stata una strada. Questa strada è la PMA. Noi abbiamo E fatto tra PMA. l'altro dona tante, diciamo, tante possibilità a genitori che non riescono di fatto ad avere dei figli, quindi è un qualcosa che è in aiuto, la scienza in questo caso è proprio in aiuto a genitori che per motivi svariati, non è detto che sia sempre di solito la donna, a volte può essere anche l'uomo, oppure possono essere entrambi, oppure addirittura anche sine causa, ci sono anche Esattamente. e quindi delle situazioni per le quali dopo quanti tentativi naturali viene consigliato di rivolgersi alla PMA? Allora, di solito entro 1 anno barra 1 anno e mezzo, okay, anche se io, onestamente ho fatto diciamo di testa mia, perché eravamo molto piccoli, quindi aspettare 1 anno era, per me, per riguardo il mio parere personale, era quasi inutile. Quindi noi a 6 mesi già siamo andati a fare i controlli e fondamentalmente abbiamo fatto bene, perché in base alla problematica che c'era, ce l'hanno detto chiaramente che ci muovevamo subito o non ci potevamo muovere più. E quindi abbiamo Ecco. iniziato per questo così Tu hai piccoli. avuto una specie di sesto senso, cioè te lo sentivi in un certo senso che c'era qualcosa che non Sì, andava? diciamo Sì, di sì, il perché sesto comunque sia senso a eravamo volte piccoli, funziona. quindi esatto, quindi a sensazione ho detto, sai, dopo 6 mesi ho detto c'è qualcosa che non va, perché andiamo dritti, diretti, facciamo i primi controlli perché tanto spunta subito già da lì. E così è stato. Ed è iniziato il nostro percorso, che all'inizio è stato un po' traumatico perché io comunque sì, ero piccola e quindi anche certe visite che vengono fatte non è facile per una donna, no? Vieni rivoltata come un calzino comunque. Sì, Quindi chi ha passato questi, diciamo, percorsi purtroppo sa che ci sono ormoni da assumere, esami continui di esattamente. monitoraggio da fare. Ecco, qua già arrivano le prime domande di Sì, chi ci sta seguendo, perché ovviamente è una tematica molto forte, quella che affronteremo stasera. Durante il percorso della scrittura, qual è stato il momento più difficile da raccontare? Ecco, fra tutte, diciamo, queste tue vicissitudini che comunque alla fine ti hanno portato a una gravidanza, no? sì, assolutamente sì. Non ben una, ma esattamente in teoria a tre, perché noi abbiamo fatto 3 fecondazioni assistite, non una, di quale la prima è stata una biochimica, quindi diciamo che in parole povere, non ve lo voglio dire molto scientificamente così, diciamo si capisce, lo capiamo tutti, è quando un embrione si attacca, ma neanche dopo 1 o 2 giorni tu arrivi a fare solo le beta, non arrivi neanche all'ecografia, tante volte le persone non arrivano neanche ad accorgersene e si stacca immediatamente, quindi comunque sia ovviamente sia una perdita, una speranza ovviamente spezzata in quel momento, ehm, confronto a ciò che giustamente è successo dopo. Quindi in questo momento, rispondendo a quella domanda di prima, rispondo con la seconda fecondazione che abbiamo affrontato, perché noi abbiamo trasferito 2 blastocisti, significa che sono cellule, ovulo e spermatozoo unite alla quinta giornata. Abbiamo trasferito 2 blastocisti e si sono attaccate tutte e 2, quindi comunque sì, eravamo contenti. E tutto ad un tratto, perché io comunque sia ho fatto una gravidanza bellissima, cioè fino ai 5 mesi cioè, non si poteva immaginare nessuno quello che poteva onestamente Erano due accadere. gemelli, quindi due gemelli. Erano 2 gemelli. Due gemelli, quindi. Sei arrivata, diciamo, due gemelli, diciamo, quasi separati in un certo senso, perché erano in due sacche Certo, separate, bicoriali biamiotici, bicoriali quindi biamniotici, esatto, e diciamo sei arrivata fino al quinto mese più o meno, il mese sì, della, 5 mesi e della mezzo, 21 morfologica, ecco. settimane più 6. 21 più 6, quindi siamo, sì, quinto mese abbastanza inoltrato. Cosa succede in quel quinto mese? E quella è In la quel parte più quin dolorosa del libro, eh?
Quindi esatto, ed è stata quella appunto più difficile onestamente da raccontare, perché è andare giustamente a rivivere quel momento, anche se però prendi tanta consapevolezza nel momento in cui giustamente scrivi, ma io ho iniziato a scrivere appunto dopo questo evento. E succede che un venerdì siamo a casa da me, che stavamo cenando, e, e casualmente vado in bagno e c'è stata, diciamo, una cosa che non mi ha convinto, ho trovato una cosa che non mi ha convinto. E quindi andiamo in ospedale, ma io stavo benissimo, non avevo assolutamente niente. si muovevano Fatto regolarmente, diciamo, sentivi anche i movimenti regolari, tutto. Sì, 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 assolutamente. Io semplicemente una settimana prima, diciamo, avevo questa pancia che si induriva. No, ma la ginecologa mi sta tranquillizzando dicendomi sono di movimenti dei bambini, comunque sia ne hai sempre due, quando poi occupano spazio. Va bene, giustamente una si fida. Io il venerdì entro in ospedale, mi fanno i controlli, mi vogliono trattenere perché vedono che ho questo utero contratto. Già la cosa ho detto, vabbè, io non lo sento, quindi per me ancora era, diciamo, il sabato sera poi succede che comunque sia già la situazione si era andata ad inclinare e io me ne volevo scappare dall'ospedale, vi giuro. Proprio ho chiamato mio marito, ho detto vienimi a prendere perché me ne voglio andare. Meno male che non me ne sono andata. Perché poi la domenica pomeriggio è successo che io ho partorito e sono nati Agata, perché è nata prima Agata e poi è nato Andrea. Erano un Però maschietto e purtroppo una un femmina. esatto, di Non si fa 300 domanda, grammi, quelle settimane sono troppo prematuri, sì, perché non hanno potuto purtroppo fare niente. No, io li ho pregati in tutte le lingue del mondo, ma non... Cioè, loro mi spiegavano che era impossibile. Cioè, impossibile proprio. in quelle Quindi, settimane è molto difficile, diciamo. E quindi questo, Agatha e Andrea sono volati in cielo, sono diventati due angioletti. Questa è stata esattamente, la parte più dolorosa da raccontare. sì, Stanno assolutamente. arrivando già altre domande. La lettura del libro è per sensibilizzare il pubblico alla fragilità della gestazione nella donna? Non è solo questo, giusto, Noemi? Esattamente, sì, non è solo questo, è una sensibilizzazione a tutto, nel senso di dire anche su un ambito personale di non dormirci su farsi i controlli, di prevenire perché si possono prevenire queste cose o comunque sia di mettersi in mano a dei bravi medici anche, perché comunque sia io sono da scoprire che se io una settimana fa avessi scoperto una settimana prima che erano contrazioni, reagivamo capaci in un'altra maniera. Questo purtroppo Pensi che sia stata colpa anche un po' del medico, nel senso che sei stata vittima di un errore di mala sanità, oppure pensi che magari sia stato un po' preso sotto gamba la problematica dell'utero contratto? Secondo me lei non se n'è proprio accorta, Ah, sono ecco. onesta, nel senso di dire lei o non ha compreso quello che io gli cercavo di dire sotto ecografo, mentre ero sotto ecografo la settimana prima, o lei era talmente sovrappensiero che cioè perché non me lo spiego, capito? Era una cosa che proprio doveva succedere, secondo me. Doveva andare così. Io mi sono fatta domande, mi faccio ancora oggi, capita che È giustamente un mi po' faccio delle inutile farsi tante domande anche perché noi stiamo domande. assistendo attualmente a casi veri e propri di malasanità in Italia con, sappiamo bene tutto quello che è successo al piccolo Domenico, ma a quanto si capisce anche ad altre situazioni provenienti da quell'ospedale in particolare. E vediamo che purtroppo non sappiamo mai se è un problema di negligenza, anche perché parliamoci chiaro, i medici alla fine sono anche esseri umani pure loro. Esattamente. E come ha dichiarato il medico che ha operato il bambino, ho salvato 3.000 bambini, ma non sono riuscito a salvarne uno. Poi sarà la magistratura a dire se diciamo è un qualcosa dovuto a vero errore, non per dolo, ma volontario. Poi Certo, giustamente pagherà, perché è giusto che questi medici che certo. sbagliano, soprattutto nei riguardi dei bambini, devono pagare, parliamoci Sì. chiaro. Però è anche vero che noi non abbiamo la palla magica per capire se
un sintomo di un bambino o di una gravidanza potrà andare bene o non bene. Diciamo Esatto. che la lettura di questo libro in un certo senso ci aiuta un po' a tenere gli occhi aperti su determinate questioni, prima sulle questioni del PMA in particolare, perché bisogna accedere, se necessario, al di fuori delle varie concezioni personali, l'aiuto medico se ci vuole, ed è importante, quindi prima è questa la cosa importante che si apprende dal tuo libro, e la seconda è durante la gravidanza, per qualsiasi sintomo, per qualsiasi dubbio, è sempre meglio scappare al pronto soccorso. Sì, diciamo che è anche un sostegno psicologico principalmente, nel senso di dire che dà tanta forza, perché io nel libro stesso, per quello che mi è successo in tanti mi dicono, ah, ma come fai, come fai? Non mi sono quasi mai pianta addosso, ok? Cioè nel senso, ovviamente sono stata male, mi sono presa il mio momento, però non che ci ho messo tanto, però succedono cose poi nella tua vita che tu non dai una spiegazione, perché io ho partorito il 27 di marzo, infatti oggi siamo a marzo, già è vicino, il pensiero che non vuoi è lì. E io già a dicembre ero incinta comunque di Emanuele, quindi cioè ancora più agguerrita, capito? Cioè nel senso, Poi è arrivato anche il tuo arcobaleno, perché si chiamano così i bambini arcobaleno che vengono dopo una perdita importante. assolutamente. Bambini che dovrebbero risollevare dal dolore provato, ma si può effettivamente, un figlio può far dimenticare un altro o altri che non ci sono più. Allora, posso dire di no, perché ad oggi io guardo mio figlio e onestamente penso, ma penso se vedo i riflessi di Agata e Andrea, io che conosco i loro visi, io vedo i suoi lineamenti, i loro lineamenti. Penso ad oggi chissà come sarebbero stati, no? A 4 anni. Sì. Si Per cui assomigliavano. si assomigliano Agata e Andrea al tuo Sì, Emanuele. sì, 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 penso di sì. Tra l'altro nel libro hai messo anche questa bellissima foto di te, tuo marito ed Emanuele. Sì. Proprio alla fine, nel retrocopertina, per far capire che comunque la speranza alla fine ci porta anche un piccolo barlume di gioia, no? Quindi Sì, una cosa che mi assolutamente ha sì. m'ha molto colpito davvero. C'era una domanda riguardo al dolore, se ci sono stati dei gesti o delle parole che hanno cercato di lenire il tuo dolore, esistono e se ci sono quali? Sicuramente sì, ma io ho avuto tutta la mia famiglia vicino a me. Nel libro proprio descrivo i momenti dove la famiglia è la cosa più importante secondo me, perché in certi momenti se non hai comunque sia qualcuno che ti tira su, da sola non ce la puoi fare. Chiedere aiuto non è vergogna, Ci non sono è pure le vergogna. associazioni che si occupano di lutto perineale e quindi sì. Se non mi sbaglio qualcuna sì, Ciao c'è qualcuno Lapo, che ciao Lapo si chiama, sì, si trovano anche nel web. C'è un'altra domanda, c'è un messaggio che vorresti che tutti i lettori portassero con sé anche se non hanno vissuto la tua esperienza? Mm, mi dovete dare però qualche secondo. Ehm, una frase? Mm, no, comunque sia di ogni volta che vi viene voglia, secondo me, di scrivere qualcosa, di scriverla, in modo tale che rimane per tutta la vita. Credo che sia Perché anche la cosa che per voi liberatorio. potrebbe essere inutile, per qualcun altro invece può dare una mano. Io dico la verità, ho scoperto questo libro in un gruppo di mamme. Ah, Eh, sì, perché anche io sono reduce da una gravidanza da poco, da qualche anno, e quindi bazzicando così mi si è apparsa tu tra i commenti in cui appunto parlavi di questa ricerca dell'arcobaleno e lì ho grazie. avuto la curiosità appunto di capire di cosa si trattasse, perché qui parli tanto non solo della ricerca della gravidanza, che poi la definiamo come un arcobaleno,
ma anche del post parto, che è traumatico sia per chi esce con le mani piene e anche per chi esce con le mani vuote. Sì, Quindi assolutamente. per la donna occorre in ogni caso, in qualsiasi caso, un Un supporto sostegno. psicologico, un sostegno, e anche un libro come questo vi assicuro che aiuta tantissimo, tantissimo anche per chi ha già partorito o per chi è prossima al parto. Quindi sì, non solo il Grazie mille. supporto della famiglia, del proprio compagno, ma anche diciamo un supporto anche di un libro delicato, perché come potete vedere dalla copertina è un libro molto ma molto delicato, toccante, che può essere letto appunto da chiunque si avvicina a questo tipo di tematica. Adesso andiamo a leggere un po' quali domande stanno arrivando, perché ne stanno Sì, arrivando un arrivando, vero? Io non po'. le vedo. Ma a me passano di sfuggita, per cui non riesco a Ok. catturarle sul momento. Vediamo cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e trasformare un'esperienza così dolorosa in parole. Ero piena, non sapevo onestamente più come dovevo spiegare io il mio dolore, anche perché io col fatto che non ho avuto la possibilità di seppellirli, questa cosa io me la sono portata dietro. Invece lo scrivere è come se io gli avessi dato un posto a quel dolore, capito? Tant'è vero Assolutamente. che quando è uscito, per me è stato come se loro ad oggi, cioè loro sono lì dentro. Sono in queste pagine. Sì, sono in queste Agatha pagine. e Andrea sono in queste pagine, quindi Sì, è un luogo al sicuro per questi bambini. Ecco, sì. questo è un po' una cosa molto, ma molto toccante. Per me è stato veramente, mi sento onorata di parlare di una tematica così Grazie importante, mille proprio perché Angela. io sono stata anche, diciamo, come te, in attesa di due gemelli, già lo sai, un po' come è Sì, ho stata la letto. storia. E mi ritengo abbastanza fortunata, perché tra l'altro quando ho partorito una mia compagna di camera purtroppo ha partorito un bambino in silenzio al 9° mese, e quindi per me è stato uno shock, e quindi capisco benissimo quello che si prova, perché Grazie io, mille. io sono stata veramente fortunata, ringrazio ogni giorno Dio che mi sono passata tutte le mie gravidanze tranquilla, ovviamente vabbè, con i disturbi, però capisco anche che Sì. sono dei dolori molto ma molto forti. Infatti Passiamo mi stanno ancora. scrivendo qual è stato il momento più critico, diciamo, da raccontare. Sono onesta, è stato il parto dei gemelli. Proprio Esatto. perché non è raccontato proprio per filo e per segno, però c'è qualche particolare dove è stato, diciamo, pesante. Questo sì. Questo l'avevamo già detto, dell'elaborazione del dolore, abbiamo già dato risposta, vediamo se c'è qualche. Ringrazio La anche nel famiglia. frattempo tutti quelli che hanno fatto, ecco, qua c'è come hai vissuto il rapporto con la tua famiglia e le persone vicine durante questa esperienza. Allora, sono onesta, all'inizio male perché loro cercavano di darmi forza, però era come se io dicevo non mi capiscono, perché tu non puoi dare forza a una persona che ha perso due figli, cioè onestamente i primi giorni secondo me la dovete fare solo lasciare stare, capito? Piano piano poi. E infatti poi così è successo, nel senso di dire che comunque sia loro cercavano di non lasciarmi sola a casa, questo sì, però evitavano tipo con frasi del dire sai, meglio così, prima che poi sarebbe successo per dire dopo. No, di lasciare i propri spazi, questo sì. Loro poi hanno saputo gestire Non giustamente la c'è un situazione. meglio Anche prima, un meglio dopo, non no, c'è. Parliamoci chiaro, il no. dolore è dolore. Il dolore è dolore, anche se tu quel figlio lo hai vissuto o lo hai solo vissuto dentro la pancia, è comunque una vita a tutti gli effetti. Quindi sì, è un po' difficile. L'elaborazione del dolore forse non so se durerà tutta la vita, nel senso che comunque andrai a pensarci ogni 27 marzo che poteva Sì. essere Ma diverso. anche durante l'anno, diciamo che poi perché ovviamente la vita sei presa da tante cose, capito? Quindi, però quando capita che ti fermi un po' capita. Esatto, esatto. Poi, infine chiedo, dopo l'esperienza della gestazione, ritiene sia valsa la pena affrontare così o cose, vuol dire, scioccanti? Forse si riferisce all'esperienza della PMA, che comunque sì, è già di per sé Allora, pesante. sì. Allora, Credo si assolutamente chieda sì, nel perché difficile. giustamente mi ha dato mio figlio che è tutta la mia vita.
assolutamente. Io ci sono andata la prima volta spaventata, la seconda ero la ragazza più tranquilla del mondo perché già sapevo cosa era, comunque cosa andavo ad affrontare. Poi ho trovato un ambiente, fondamentalmente, questo non si può dire, una famiglia ho trovato, oltre che dei grandissimi medici, quindi questo a me ha aiutato tanto. Perché poi non vuoi anche, ero piccola, quindi sarà che c'è stato quel feeling, no? Era la novità anche per loro perché Erano 19 gli anni. stessi medici, quelli della PMA, gli stessi medici del primo percorso. Ah, ecco, sì, 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 sì. sì, tutti e tre gli Allora, stessi. poi un'altra domanda. Dopo aver vissuto una perdita così grande, come hai trovato il coraggio di guardare avanti senza chiuderti al mondo? Qui lo sta dicendo chiaramente. Onestamente io non lo so, io penso, per questo io credo, cioè, ovviamente ognuno può, non lo so, è libero di fare quello che vuole, giusto? Ma io credo che ci sia appunto qualcuno lì su per questo motivo, perché per come ero combinata io e per quello che avevo passato, io pensavo che non sarei mai uscita da quel tunnel e invece io ad oggi sono qua, infatti tante volte io dicevo questo a mia mamma l'altro giorno, mi metto sul balcone qua di casa di mia mamma perché io ancora sono qua e guardo mio figlio e dico, e pensare che io ero qua che piangevo perché avevo appena perso i miei figli, perché è stato quando mi sono trasferita qua, e invece io oggi guardo mio figlio nel balcone con me, guardo lo stesso cielo e dico, cioè, quindi per questo vi posso dire che se voi non perdete, non dovete mai perdere la fiducia in voi stessi e in quello che credete, qualsiasi cosa sia. Esatto. Poi dice qua anche la scrittura è stata una terapia per te, un atto di condivisione con gli altri o entrambe le cose? Allora, è iniziato onestamente per uno sfogo mio personale e ad oggi è diventato però un atto di condivisione perché a me mi cercano persone anche lontane per chiedermi consigli o comunque sia di come devono affrontare. Quindi ad oggi mi tengo, me l'hanno data loro la risposta, è stato anche diciamo un atto di condivisione e sono Poi felice di questo. chiedono, poi chiedono anche di che parte della Sicilia sei, l'avevamo già specificato, la provincia Catania. di Catania. Poi in che modo il dolore ti ha cambiato come persona, come madre e come donna? Questa domanda è stupenda perché è un argomento molto delicato, sembra proprio prendere il punto perché mi ha cambiata molto, mi ha molto indebolito, sono onesta, ok? Vedo mio figlio come il mio centro del mio mondo, quindi io sono grata di avere mio figlio e non voglio più nient'altro, quindi tutto gira intorno a lui. E questo mi ha cambiato, perché vuoi non vuoi, ti cambia, perché io non ero così, ti cambia. Bisogna Poi però sempre saper bilanciare le cose, perché attento questa che questa qui è una bella domanda pure. Hai mai mm, sentito la presenza dei tuoi figli mancati in momenti concreti della tua vita quotidiana? E aggiungo io se li hai anche sognati. allora, sì, ovviamente, tante volte, perché ti- immagini che, cioè, tante volte io dico, questo non era uno, erano due, cioè, Erano tre? racchiudo Visto che tutto c'è così. anche Emanuele, potevano essere tre. Ah, sì, certo, sì, però se c'erano loro era già, e poi era il futuro Emanuele, no? Mettiamo. Quindi quando guardo Emanuele dico poteva essere, poi giustamente sì, però va bene così, fa niente, cioè nel senso di dire ci sarà un motivo. C'è sempre un motivo. Esattamente, esatto. C'è sempre un motivo, sai che tuo figlio ha due angeli, quindi che lo proteggono. Sì, ma Perché me lo dimostrano ogni giorno che lo proteggono, perché ha 2 anni e mezzo e rischia la vita ogni 2 secondi, quindi vabbè, perché sono è una nella fase bestia. del terremotaggio continuo, Sì, sì, quindi sì, si ne lancia so dal qualcosa divano. anch'io. Bene, un'altra domanda. La speranza è qualcosa che si può imparare o un dono che ci capita, secondo te? Bella questa domanda. È un allenamento, sono onesta, è un allenamento che tu devi fare secondo me tutti i giorni, perché se no ti perdi. Capita. Anch'io a volte mi sento senza speranza, però l'importante è che poi tu ti riassesti e dici perché? Perché devo essere senza speranza. Non c'è motivo. Probabilmente hai anche un obiettivo nella tua vita che è quello appunto di aiutare tante mamme.
e Sì, quindi tante questo mamme senza ombra di ti dubbio. contattano e quindi quelle che stanno perdendo la speranza probabilmente la Sì, ritrovano leggendoti e questo vedi che è un dono importante che sta grazie. facendo tante donne. Altra domanda e poi siamo quasi in chiusura. Ci sono Ok. momenti del libro in cui hai scelto di trattenere qualcosa per proteggere te stessa o il lettore? Cioè così che tu magari hai evitato di raccontare, sicuramente si riferisce a questo. Beh, sicuramente sì, perché sappiamo ovviamente ci sono dinamiche e dinamiche, no? Non possiamo proprio andare a scrivere tutto, anche perché poi ogni persona è diversa, ci vuole anche un minimo di delicatezza perché comunque sia non sai a chi va quel libro, non sai che persona è, che situazione ha, mentale, psicologica, emotiva. Quindi devi avere una certa delicatezza, secondo me, anche nel parlare, nel saper parlare con chi ti ritrovi davanti. È Quindi molto sì. bella questa cosa perché non sempre chi vive un dolore fa, tra virgolette, risparmio, sconto di particolari. E quindi di questo devo dirti bravissima perché ho visto infatti Grazie, che hai messo pochi particolari e sì, diciamo hai voluto anche tutelare le persone che ti leggono, senza sì. mettere scene, diciamo, horror, No, robe proprio, ecco. assolutamente. No, Quindi no, 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 no. anzi, il parto mi pare lo hai anche descritto in maniera molto delicata e molto anche Sì, dignitosa, ecco. grazie. Altra domanda, il dolore vissuto ritieni ti abbia migliorato il senso della vita? Sì, però posso anche dire che ho molta più paura e questo mi fa vivere male, sono onesta. Perché io pensavo che era una cosa che a me non poteva mai capitare, invece quando la vita poi ti sbatte in faccia che non è così e vedi che ad altri succedono altre cose e pensi, oddio, succede a me, oddio, se succede a me perché vivi questo per un periodo. Nessuno è esente dal dolore, Esattamente, tutti più nessuno o meno sente dal abbiamo la dolore. nostra buona dose, ecco. Quindi, E poi quindi pure lì, capito? Lì però c'è sempre la speranza, quindi la speranza che dici per favore, sì, per favore, Dio non... Quindi ce l'abbiamo un po' tutti dentro quella speranza. Devi allenare a far sentire quella sensazione, secondo me, a far prevalere quella sensazione. ma Allora sì, soprattutto tu ci hai creduto, oltre ad avere sperato, perché tu ci sì. hai creduto fin dall'inizio che saresti diventata mamma in un modo o nell'altro e quindi Io dopo i gemelli, dopo che io mi sono ripresa, ho detto io me lo è come se ho piazzato proprio un punto, tipo me lo devo andare a prendere perché basta. te lo devi andare a prendere perché come sappiamo nei meccanismi di PMA il bambino tuo era già, diciamo, Sì, era biologicamente pronto, crioconservato, crioconservato, ecco, esatto, sì, sì. Quindi perché loro erano 4 blastocisti, di queste 4 Agata e Andrea, quindi una ed Emanuele e ce n'è una che è lì al freddo, quindi abbiamo ancora un pinguino che è lì dai, che ci aspetta, che sarebbe portiamola a gemello casa di pure Emanuele. quest'altro. Portiamola a casa. Cellularmente hanno le stesse cellule, quindi sono gemelli, vedi pure tu la scienza, la Ma sì, perché natura. sono gemelli a tutti gli effetti, in effetti Esatto. sì. Concepiti tutti nello Cellularmente, stesso. diciamo a livello cellulare. Nel momento poi in Esatto, cui nasce, ovviamente saranno fratelli. perché hanno le Sono dei- vostre caratteristiche, quindi somigliano pure ai genitori. Come si può trovare bellezza o senso in qualcosa che apparentemente è solo dolore? In questo che io sto appunto spiegando, la bellezza della natura, di vedere ehm, quanto è immensa e quante domande secondo me ci possiamo fare, no? Perché a me non me lo doveva dire nessuno, anche che Emanuele comunque, la gravidanza di Emanuele non doveva avere problemi, fondamentalmente. E invece, ringraziando a Dio, è nato. Quindi è un miracolo, no? Perché poteva Miracolo succedere anche questa cosa. poteva Tant'è anche vero che ci succedere sono di nuovo. donne, poverine, che soffrono di poliabortività, che secondo Esatto, me è no, pesante di più. Perché tu provi, 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 hai. sei stata brava a rimetterti in gioco, quindi. Allora, arrivano oggi ho veramente una diretta piena di domande, perché io veramente devo anche contenermi nei tempi della trasmissione, Certo. però vi dico, anche se non riusciamo a rispondere a tutto, subito dopo, tramite i nostri profili Facebook, vi raggiungeremo e vi commenteremo, perché stiamo già sforando sulla fine della diretta. Vorrei fare una domanda io a Noemi
dove è possibile acquistare questo libro e poi in che modo possono contattarti le mamme o anche chiunque voglia magari chiederti un consiglio, un parere, anche sapere se i loro percorsi, diciamo, stanno prendendo la piega giusta, anche per un consiglio, insomma. Sì. Allora, il libro lo possono trovare ovunque, in qualsiasi libreria, basta che chiedono al commesso, loro lo possono benissimo prenotare, lo possono trovare su Amazon, sul sito della mia libreria stesso, Edizioni Smasher, lo possono trovare ovunque, online c'è pure. Per chi mi vuole contattare potete contattarmi sulla mia pagina Instagram che mi chiamo Noemi Pepe 14, ho proprio l'immagine che abbiamo messo nella locandina, quindi è perfetto, così mi riuscite a collegare. Sono disponibile ovviamente, aperta a rispondere a tutte le vostre domande. Voglio solo chiarire una cosa, io non sono un medico, rispondo alle domande che sono sicura di potervi rispondere. Dove io non so ovviamente la risposta, vi verrà detto contattate il vostro medico. Questa è una cosa che voglio chiarire perché ad oggi non voglio che si faccia confusione, Angela, perché sai come tante Assolutamente, no, non sei volte neanche un'ostetrica, ecco, aggiungo anche questo, quindi sì, hai avuto le tue assolutamente esperienze, sono una però se persona che qualcuno vi sì, può volesse chiedere, indirizzare. dimmi che so in che centro sei stata seguita, per dire il nome di medici, Esatto, sì. allora lei in privato vi può dire anche chi possono essere, oppure ancora, che so, un qualsiasi consiglio, ma è Sì, sì, meglio alla fine se si ha dubbi durante la gravidanza andate al pronto soccorso, perché tempi dei H24 vi ragini. rispondono i medici, quindi non usiamo neanche le diagnosi da Google, come si dice, no? Quindi, ecco, allora, bene, ci abbiamo alla fine. Ringrazio tutti quelli che ci hanno mandato qui i saluti da Grazie diverse mille. parti d'Italia, leggevo da Lecce, dalla Calabria, dalla Campania, quindi ci hanno scritto veramente tantissime persone. Mi dispiace che non siamo riusciti a rispondere a tutti perché veramente ci avete bombardato di commenti e siamo felicissime di questo, perché Grazie abbiamo mille. parlato di un argomento che veramente ha stimolato tanto la vostra curiosità, la sensibilità e anche avete scoperto una scrittrice che con delicatezza ha trattato dei temi veramente molto toccanti. Io ringrazio Noemi per essere stata con noi, spero di Grazie mille. ritrovarti in qualche altra occasione, lieta, speriamo, dai, lieta, magari un altro libro in cui racconti Onorata. Ma qualcos'altro. onestamente oggi mi hai fatto venire un pensiero con questa diretta, sai? Quale? Un secondo libro. Ah, io pensavo il secondo figlio anche, dai, entrambe le Allora, vogliamo. vorrei, sì, anche quello, sicuramente. Con calma, facciamo prima il secondo libro, dai. Al secondo libro con una nuova ricerca, scegli tu il termine adatto, qui abbiamo usato l'arcobaleno, utilizzerai qualche altra bella immagine, che ovviamente i figli ci portano sempre tanta gioia, Sicuramente. e quindi spero di ritrovarti di nuovo qui a presentarti di nuovo perché è veramente un immenso piacere per tutti È quanti che ti stato un abbiamo onore per seguito. me, Angela, sei stata gentilissima davvero, non so come ringraziarti. Io E mi vorrei sono solo trovata abbracciarti. benissimo. Ti Grazie, abbraccio virtualmente perché una anch'io. mamma con quello che ha vissuto meriti veramente l'abbraccio di tutti quanti, quelli che ti stiamo seguendo, la regia, tutti ti abbracciamo perché hai avuto Grazie. un bel coraggio di raccontare la tua storia che mi ha toccato tantissimo. Infatti a malapena a Si stento vede, trattengo sei le lacrime. emozionata. Sono emozionatissima, sì. E ti ringrazio per questo dono che mi hai fatto perché mi hai inviato il libro e che è Non mi stato devi veramente ringraziare. una bella Anche il lettura. tuo è un grandissimo capolavoro. Complimenti per quello che Grazie, fai. Complimenti davvero. Sei una grazie grande Noemi, donna pure tu. E grazie hai Noemi, delle grandi molto capacità. tanto. Grazie di cuore, grazie veramente. Un bacio. Grazie E mille, con Angela. questo, e con questo tocca chiudere la diretta. Ringrazio tutti quelli che ci avete seguito. Arriveremo subito dopo nei commenti sia io che Noemi e un abbraccio a tutti quanti. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata Grazie di mille. Alma Culturas. Grazie a tutti. Buona serata.